Questo volume raccoglie le testimonianze dei nostri clienti e pazienti che si sono rivolti a noi come vittime di truffe affettive. Ecco, l'importanza poi di questo testo è che dà strumenti per riconoscere come siamo vittime, cioè quali sono gli indicatori che possiamo ritrovare nella relazione per capire che noi siamo all'interno di una truffa affettiva e soprattutto, oltre a questi indicatori, cosa fare, cosa poter fare. Uno degli indicatori proprio più importanti che noi sottolineiamo è la richiesta di denaro. Ecco, quando c'è una richiesta di denaro, invitiamo tutti i nostri utenti, tutte le vittime, chiunque, parenti, a rivolgersi a degli specialisti, alla polizia postale, per cercare un aiuto concreto sul cosa fare per evitare questi danni patrimoniali molto importanti, ma anche danni affettivi e psicologici nelle relazioni. Sono referente di un progetto che si chiama Amori 4.0 che si dedica, diciamo così, proprio alle nuove forme dell'amore in tempi digitali. Allora, per quanto riguarda le persone vittime di truffe affettive, il percorso è piuttosto complesso. Dobbiamo aiutare le vittime, dobbiamo aiutare anche i familiari. Si tratta di ricostruire legami di fiducia fra persone e anche della persona stessa. Quindi dobbiamo andare a indagare insieme alla persona quali vuoti, quali lacerazioni questa favola d'amore è andata a nutrire ed insieme far comprendere alla persona attraverso un percorso di riflessione come queste lacune, diciamo così, affettive possono essere nutrite e colmate in modo differente, con degli aspetti di realtà e ritrovare quella dimensione che ha trovato nel mondo virtuale anche nella sua quotidianità di vita. E questo è il nostro progetto che vogliamo affrancare insieme ai nostri assistiti.